Contro la mobilitazione per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia promosso da tutto il centro-sinistra italiano si pronuncia anche il vice sindaco Alessandro Manera, molto netto nel giudizio di quello che sta accadendo contro la riforma più voluta dal centrodestra veneto guidato da Luca Zaia. Che la sinistra faccia un referendum non mi stupisco, già il governo Renzi si appellò alla non autonomia, quindi quando quelli di sinistra parlano di essere federalisti lo fanno solo in campagna elettorale e a telecamere accese, e questo è il loro vero volto. Peraltro mi stupisco che tanti esponenti di sinistra appartenenti a regioni che hanno autonomia fanno referendum per non dare l'autonomia al Veneto, probabilmente più che a noi tengono ai nostri soldi e alle casse e a tutto il lavoro che facciamo perché questa regione abbia le performance che ha. Visto che ogni anno mi sembra che abbia quasi 20 miliardi di residuo fiscale, cioè rispetto a quello che incassa dà 20 miliardi in più allo Stato rispetto a quello che prende, quindi la mano sulla coscienza ce la mettiamo ogni anno da tanti anni. L'opposizione però attacca anche sui tagli dei fondi ai comuni. Questo governo dicono che da un lato vota l'autonomia, dall'altro si riprende finanziamenti indispensabili all'economia delle amministrazioni locali. Provvedimento peraltro che non piace nemmeno al centrodestra. Andare a toccare l'economia sicuramente non aiuta, incide di più su certi comuni, incide di meno su altri, però secondo me andare a toccare i comuni virtuosi, specialmente quelli veneti, secondo me non è corretto, quindi io spero che ci sia una revisione di questa norma o un riequilibrio con gli stanziamenti a parte del governo verso le regioni e i comuni. Fortunatamente come sindaco ho il presidente di ANCI Veneto che farà sentire sicuramente la sua voce, perché effettivamente non bisogna sempre colpire chi poi genera avanzi di cassa legati ad economie vere, fatti gestendo come buoni padri di famiglia l'economia del comune.